c'erano girate anche voci di nuove sponsorizzazioni, aziende interessate a fare da sponsor, c'è qualcosa? Sì, che allora, per quanto riguarda le nuove sponsorizzazioni, riferiamo ai vari agricoli, queste cose qui, queste cose che sono uscite. Allora, l'idea nostra, però bisogna vedere se anche la loro, è senz'altro quello di riprendere contatti con aziende importanti sul territorio. Quindi, senz'altro per noi sarebbe un onore e un piacere avere come parte. Bisogna vedere se quelle due idee compaiono. Quindi, senz'altro i contatti sono stati avviati, anche da me personalmente come co-dealer. Quindi, questa è la realtà allo stato attuale. Con una realtà pensiamo di chiudere, molto velocemente. Però non c'è per una sponsor di maglia, per esempio, così tanto si comprare il campo. Sponsor di maglia che c'è? Non c'è ancora al momento. Ma per una stagione di C1, che budget ci vuole? Avete calcolato? Dipende da quanto tempo lo spendi. Cioè, dico, rispetto no, al nel vostro senso, obiettivo. dico un budget della stagione. Dimmi se sbaglio, va dai 2 milioni di euro, dal 1,8 milioni ai 3, cioè Non meno di 2. diciamo, facciamo una media 1,8 2. Questo è il budget. Posso tecnico superiore? Sì. E scusa se domando, ci sono per affrontare o si spera che venga avanti qualcuno? Questi 2 milioni, 3 milioni di euro. Ah sì, 2 milioni, 3 milioni che si va da A. Sì, quindi diciamo ma su da 1,8 milioni 2, Ah. per essere chiari. Cioè, o siamo pazzi o presumo, almeno dai conti fatti ci sono. Poi con tutte le cose non è che io ti dico, certo bisogna stare molto accorti, molto attenti, molto precisi, perché è questo l'obiettivo. L'obiettivo è di essere fondamentalmente molto precisi su tutte quelle che sono le scadenze, perché quelle insegnate e queste poi se no ci vanno a penalizzare sul minutaggio e cose varie. Quindi questo è l'obiettivo. Bisogna stare. Perché perdiamo un campionato per persi per un punti l'anno scorso. Sono punti meno quest'anno per ritardo della finizione. Beh, ancora non torniamo, vorrei che si possa vedere un punto. Un punto? Meno uno. Comincia a fare comincia a fare Penso di stare a Mosca. Posso? Sì. Prego. Allora, innanzitutto voglio ringraziare le persone che in questi ultimi giorni, l'ultimo mese, 20 giorni, mi hanno dato la possibilità di poter iscrivere questa squadra. Era una promessa che mi ero prefissato da quando, famoso, che siamo dall'eccellenza, siamo andati su e aver vinto un campionato, non potersi iscrivere per me era una delusione. E mi ero ripromesso che se la società Calcio Treviso si fosse iscritta mi sarei fermato. E questa sera confermo che mi fermo. Domani la società mi chiama e mi dice questo è il programma, sono qua, disponibile. Però non mi fermo. Sono a disposizione della società per i programmi futuri. Chiuso. Cioè, dai le dimissioni? Io ho detto che sono a disposizione per i programmi futuri. Do le dimissioni, praticamente me ne sto a casa. Se ti si chiama stasera. Però se loro ti chiamano, dici di sì. Io sono qua, disponibile. È un atto, Che grazie a Dio, che grande scusa. il mio è un atto. Se partiamo così, partiamo così. Scusa, calma. Scusa, ti dimentichi che siamo stasera. Calma, io credo che è un atto dovuto il mio. E allora io stasera mi chiamo la società. Se no, come puoi fare? E allora Ti dimentichi che la facciamo stasera. Si presentano dai bambini o dai genitori a dire io sono qua per il Calcio Treviso, non è niente vero, perché fra qualche giorno
anche vedere. Questo è chiaro per tutti, perché succede che poi i genitori ci chiedono a noi, questo tira manica, perché essere sempre giustamente a fase di confusione con gente che si sperava amica non fa certo.